Eder. Mac Pallister. A quasi 3 anni dal brutale omicidio di Alice Neri, la Corte d'Assise di Modena ha finalmente disposto il dissequestro dei suoi resti, permettendo alla famiglia di darle l'ultimo saluto. La giovane madre di Ravarino fu uccisa a coltellate e il suo corpo bruciato nella sua auto nelle campagne di Concordia tra il 17 e il 18 novembre 2022. Mohamed Galul, tunisino di 30 anni, è attualmente a processo con l'accusa di omicidio volontario. Durante l'udienza odierna, la pubblica accusa ha presentato diversi elementi a suo carico, tra cui la presenza del suo DNA su un mozzicone di sigaretta trovato sul luogo del delitto e sul manico di una tanica contenente olio lubrificante, presumibilmente utilizzato per incendiare l'auto. Galul sarebbe stato anche l'ultimo a vedere Alice viva, salendo a bordo della sua vettura allo Smart Café di Concordia intorno alle 3:40 del mattino. La prossima udienza, prevista per l'11 giugno, vedrà i pubblici ministeri Natalini e Amara formulare la richiesta di pena. Nel frattempo, la famiglia di Alice, rappresentata dagli avvocati Cosimo Zaccaria e Marco Pellegrini, ha espresso grande commozione per la possibilità di poter finalmente seppellire la giovane donna. Montecatini Terme, 4 giugno 2025. La scomparsa di Denisa Mariadas si è conclusa nel modo più terribile. Il suo corpo, o meglio i resti del suo corpo, sono stati ritrovati stamattina poco dopo le 11, nascosti tra la vegetazione incolta di una mulattiera che attraversa la zona delle Panteraie, a Montecatini Alto. Il luogo è isolato, ai margini di un casolare abbandonato, dove solo i cinghiali e i rovi fanno compagnia al silenzio. È lì che qualcuno ha deciso di occultare il cadavere della trentenne romena, scomparsa da Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Chi l'ha uccisa ha tentato di cancellare ogni traccia, abbandonando il corpo sotto un cumulo di sterpaglie, sperando che il tempo, la natura e l'oblio completassero l'opera. Eppure la verità è riemersa, e lo ha fatto con violenza, perché non solo Denisa è stata uccisa, ma il suo corpo è stato fatto a pezzi. La testa, dettaglio macabro quanto rivelatore, è stata ritrovata solo in tarda serata, a distanza di alcune ore dal resto del cadavere. Gli investigatori sospettano che Denisa non sia stata uccisa sul posto. La presenza della sua valigia nei pressi del casolare ha rafforzato l'ipotesi secondo cui il suo corpo sarebbe stato trasportato lì già senza vita, stipato all'interno del bagaglio. Un trasporto silenzioso, in notturna, come in un film dell'orrore. L'indagine ha conosciuto oggi una svolta. È stato fermato un uomo di 32 anni, anch'egli romeno, residente proprio a Montecatini. L'accusa è gravissima, omicidio e soppressione di cadavere. Si tratta di una guardia giurata, sottoposta nel pomeriggio a un lungo interrogatorio andato avanti fino a sera. Gli inquirenti, che lo tenevano d'occhio da giorni, sono arrivati a lui incrociando una mole impressionante di dati. Le immagini delle telecamere, i tabulati telefonici, le celle agganciate nella notte della scomparsa e soprattutto i dati di geolocalizzazione della sua auto, una Volkswagen Golf, che secondo gli inquirenti ha tradito il suo conducente. È la fine di un incubo che per 3 settimane ha tenuto con il fiato sospeso amici, familiari e forze dell'ordine. Denisa non si era allontanata volontariamente, non era fuggita, né aveva smesso di rispondere al telefono per scelta. Era morta, e probabilmente lo era da subito. Quella notte, tra il 15 e il 16 maggio, era arrivata a Prato da Roma, dove viveva con la madre Maria Cristina Paun, per incontrare alcuni clienti. Lavorava come escort, con il nome d'arte Alexandra, e si promuoveva attraverso un sito a pagamento. Da Prato, però, non sarebbe mai più ripartita. Nella mattinata di oggi, la Procura della Repubblica di Prato, con a capo il procuratore Luca Tescaroli, ha disposto un vasto sopralluogo nell'area del ritrovamento. Sono intervenuti i carabinieri del ROS, del GIS, dei nuclei investigativi dei comandi provinciali di Prato e Firenze e i vigili del fuoco. Lo scenario che si sono trovati davanti è stato quello di una scena del crimine nascosta, ma non abbastanza. L'assassino aveva provato a far sparire Denisa, contando sulla decomposizione e sull'inaccessibilità della zona, ma ha commesso errori fatali. Il primo passo falso riguarda proprio il cellulare della vittima. Durante la notte della sua scomparsa, il dispositivo è stato riacceso per alcuni minuti. Un'azione che ha generato uno scambio di dati con almeno altri 2 telefoni, permettendo agli investigatori di agganciare alcune celle proprio nella zona di Montecatini.
Poi c'è il tragitto dell'auto del sospettato. La sua Golf, per quanto non nuova, è stata seguita passo dopo passo. Le telecamere lungo il percorso hanno ricostruito gli spostamenti, evidenziando tappe sospette, fermate troppo lunghe, deviazioni non giustificate. E poi c'è un altro dettaglio. Denisa potrebbe non essere stata uccisa subito. Resta aperto l'interrogativo se la ragazza sia stata segregata per giorni, magari seviziata, prima di essere ammazzata. Sarà l'autopsia prevista nei prossimi giorni a chiarire le cause e l'epoca della morte. Intanto l'inchiesta non si ferma al solo presunto esecutore. Si indaga su possibili complici, fiancheggiatori o persino depistatori che potrebbero aver ostacolato le ricerche. La storia di Denisa ha risvolti oscuri fin dall'inizio. 3 settimane senza notizie, un silenzio totale che ha allarmato subito chi la conosceva. L'ultima volta era stata vista entrare nel residence di via Ferrucci a Prato. Aveva preso alloggio nella stanza 101. Quando il 17 maggio la madre ha denunciato la scomparsa, i carabinieri hanno aperto la stanza e trovato tutto intatto: scarpe col tacco, trucchi, medicinali. La chiave era ancora nella toppa. Nessun segno di violenza, ma neppure indizi di una fuga volontaria. L'auto di Denisa, una Fiat 500, era ancora parcheggiata davanti alla struttura, con il tagliando settimanale ben visibile. L'inchiesta si è complicata presto. Al centro delle indagini era finita persino la madre della ragazza, Maria Cristina Paun, indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero. Secondo un'amica di Denisa, ascoltata dagli inquirenti, la madre avrebbe confessato in privato che la figlia era stata rapita da un gruppo di romeni, torturata e seviziata fino a farle saltare i denti. La testimone ha parlato anche di un misterioso avvocato, amico della madre, che, invaghitosi della ragazza, avrebbe organizzato il rapimento. Versione mai confermata dalla Paun, che si è chiusa nel silenzio. Proprio per questa discrepanza, la donna è stata iscritta nel registro degli indagati. Ma anche il nome dell'avvocato è finito nel mirino della procura. Si tratta di Marco Crocitta, 45 anni, originario di Reggio Calabria, ma residente a Milano. Anche lui è stato indagato per sequestro di persona. La sua posizione è sotto esame. Il magistrato ha autorizzato perquisizioni, prelievi di DNA e analisi delle impronte nella camera del residence dove alloggiava Denisa. C'è poi un altro dettaglio inquietante che emerge dagli atti. Poco prima di sparire, Denisa avrebbe confidato alla madre di sentirsi seguita. 2 uomini l'avrebbero osservata con insistenza nei pressi del residence. Avevano sui 40 anni, secondo quanto riferito dalla donna al proprio avvocato. E ancora, nella notte, Denisa ha parlato al telefono con un uomo di origine romena. Testimoni ricordano che appariva agitata, nervosa. Una barista l'avrebbe sentita dire in romeno con voce tremante: «Se vado da lui o mi vede, mi ammazza». Era l'ultimo grido di aiuto, un presagio che oggi fa rabbrividire. Intorno alle 23:30 la ragazza aveva avuto l'ultimo contatto telefonico con la madre. Poi, più nulla. Le amiche hanno provato a contattarla il giorno seguente. Una di loro ha anche lanciato un appello disperato su un canale di messaggistica, parlando di una situazione gravissima. Ora l'inchiesta continua. Gli inquirenti vogliono sapere se Denisa è morta quella notte o se è rimasta in vita per giorni. Vogliono sapere se il 32enne fermato ha agito da solo o se qualcuno lo ha aiutato. Vogliono capire se ci sono state complicità, se l'occultamento del cadavere è stato l'ultimo atto di una sceneggiatura più ampia, più torbida, forse orchestrata da più mani. Ma soprattutto vogliono dare giustizia a Denisa, una giovane donna che sognava di rifarsi una vita, ma ha trovato la morte in un casolare abbandonato. Manovra. Sta facendo manovra, confermo, si sta muovendo. Frega te. Questa qua è? Sì. Ne sai interventi sulla Questo nostra è il trasporto posizione? materiale. Stregua, segui la Golf, segui la Golf. Vai. Vai. Boh. Push. Che gli ha tirato a gesso sul vetro.
Facciamogli fare un attimo di exploitation. Eccole, flash. Ha tutto il dispositivo, jackpot. Il dramma di Denisa Maria Adas si è concluso nel modo più tragico. Trovata morta a Montecatini Terme, il corpo occultato tra i rovi, la testa ritrovata solo ore dopo. Arrestato un 32enne, guardia giurata. Firenze, 4 giugno 2025. C'era ancora chi sperava in un miracolo, in un ritrovamento in vita dopo settimane di silenzio e angoscia. Ma con il passare dei giorni quelle speranze si erano ridotte a un filo sottilissimo, quasi impercettibile. E oggi, purtroppo, è arrivata la conferma più crudele. Denisa Maria Adas è stata trovata senza vita. Il suo corpo giaceva seminascosto tra la vegetazione, gettato tra rovi e sterpaglie nei pressi di un casolare abbandonato, lungo una mulattiera nella zona delle Panteraie a Montecatini Alto. Era lì almeno dal giorno della sua scomparsa, avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 maggio. A scoprire i resti, poco dopo le 11 di questa mattina, sono stati i carabinieri, al termine di una lunga attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Prato. Denisa aveva 30 anni. Di origini romene, viveva da tempo a Roma, nel quartiere popolare di Torpignattara, insieme alla madre. Lavorava come escort di fascia alta e pubblicizzandosi su siti specializzati sotto lo pseudonimo di Alexandra. Era arrivata a Prato per pochi giorni, alloggiando al Residence Ferrucci, dove riceveva clienti in forma privata. L'ultima sera, però, qualcosa è andato terribilmente storto. Il killer ha un volto e un nome. Vasile Frumuzache, 32 anni, di professione guardia giurata. È stato arrestato oggi con l'accusa di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Vasile Frumuzace, cittadino romeno anche lui, risiede a Monsummano Terme e lavora regolarmente come guardia giurata. Gli investigatori, che lo considerano armato e pericoloso, lo tenevano sotto stretta osservazione già da giorni. La svolta è arrivata incrociando i dati delle telecamere di sorveglianza, i tabulati telefonici e i tracciamenti GPS della sua auto, una Volkswagen Golf. Il percorso del veicolo e i dati geolocalizzati lo collocano inequivocabilmente nella zona dove oggi è stato ritrovato il corpo. Secondo la ricostruzione preliminare, Frumuzache avrebbe prima ucciso Denisa, non è ancora chiaro dove e in che modo, e poi trasportato il suo corpo nella valigia della donna, rinvenuta vicino al luogo dell'occultamento. Il cadavere è stato quindi gettato tra i rovi, coperto da un cumulo di sterpaglie, probabilmente nella convinzione che bastasse l'isolamento del luogo per impedire ogni ritrovamento. Ma così non è stato. L'uomo è stato fermato e sottoposto a un lungo interrogatorio nel tardo pomeriggio, alla presenza del procuratore Luca Tescaroli. Al momento, su quanto abbia riferito agli inquirenti, vige il massimo riservo. Un dettaglio agghiacciante: il corpo era decapitato, la testa è stata trovata solo in serata, nelle vicinanze del punto in cui erano stati recuperati i resti. A rendere ancora più macabra questa vicenda è stato il particolare emerso nelle prime ore dell'indagine sul posto. Il cadavere di Denisa era privo della testa. Solo in tarda serata gli inquirenti, dopo una perlustrazione più approfondita dell'area, hanno rinvenuto anche il capo della giovane, confermando che si tratta a tutti gli effetti di un omicidio efferato, su cui sarà ora compito dell'autopsia stabilire le modalità della morte e l'eventuale presenza di segni di sevizie o torture. Le indagini sulla scomparsa, sospetti, testimoni e un presunto mandante. La scomparsa di Denisa, formalmente denunciata il 17 maggio dalla madre, aveva fatto emergere un reticolo di nomi e testimonianze poco chiare. Nei primi giorni la Procura di Prato aveva aperto un fascicolo per sequestro di persona, indirizzando le indagini verso un possibile rapimento. 2 nomi erano finiti nel registro degli indagati:
La madre della vittima, Maria Cristina Paun, accusata di false informazioni rese al pubblico ministero, e un avvocato calabrese residente a Reggio Calabria, amico della donna, indagato per sequestro di persona in concorso. Un'amica di Denisa, poi sparita nel nulla, aveva raccontato agli inquirenti di aver ricevuto confidenze dalla madre della giovane, secondo cui la figlia sarebbe stata rapita da un gruppo di romeni che volevano costringerla a prostituirsi per conto loro. A detta della testimone, questa versione sarebbe stata riferita alla madre proprio dall'avvocato, che si sarebbe detto convinto che la ragazza fosse ancora viva. Tuttavia, lo stesso legale ha negato ogni coinvolgimento, spiegando che le sue parole erano solo un modo per rassicurare una madre disperata, senza alcuna base informativa concreta. Una versione che però non ha convinto del tutto gli inquirenti, tanto da portare all'iscrizione nel registro degli indagati e al sequestro di dispositivi elettronici per accertamenti più approfonditi. Contestualmente i carabinieri avevano già individuato alcuni elementi contraddittori nei racconti della madre, motivo per cui anche lei è formalmente indagata. L'ultima sera Denisa era agitata, parlava di 2 uomini che la seguivano. I dettagli emersi sulla sera della scomparsa sono frammentari ma inquietanti. In una telefonata avvenuta poche ore prima di svanire nel nulla, Denisa aveva confidato alla madre di essere stata seguita da 2 uomini sui 40 anni fino all'ingresso del residence. Alcuni testimoni hanno confermato che quella sera la ragazza appariva molto agitata. Una barista ha riferito di averla sentita parlare in romeno con voce tremante, dicendo «Se vado da lui, mi vede e mi ammazza». In tarda notte, Denisa ha avuto alcune conversazioni telefoniche con un uomo di origine romena, poi il suo cellulare si è spento. L'indomani, le amiche, preoccupate per il silenzio improvviso, hanno cominciato a cercarla. Una di loro ha anche lanciato un appello anonimo via messaggio, parlando di una situazione gravissima. I carabinieri sono entrati nella stanza 101 del Residence Ferrucci e l'hanno trovata apparentemente in ordine. Scarpe con i tacchi, trucchi, effetti personali, farmaci, ma nessun segno di violenza. L'auto della donna, una Fiat 500, era ancora parcheggiata fuori, con il tagliando settimanale sul cruscotto. Nessun indizio di una fuga volontaria. Da quel momento le indagini hanno preso corpo. Ora gli inquirenti si concentrano sui dettagli. Denisa è stata uccisa subito, è stata sequestrata e Vasile Frumuzac che ruolo aveva davvero nella sua vita. I prossimi passi investigativi saranno cruciali per chiarire quanto accaduto. L'autopsia stabilirà tempi e modalità della morte e soprattutto se Denisa sia stata uccisa la notte stessa della scomparsa o tenuta segregata per giorni. Resta ancora da capire il rapporto, se ce n'era uno, tra la vittima e Vasile Frumuzac. Per ora si sa soltanto che si conoscevano, ma da quanto e in quali circostanze resta avvolto nel mistero. L'inchiesta rimane aperta e non è escluso che possano emergere ulteriori responsabilità. Omicidio di Chiara Poggi, tra telefonate fantasma, tabulati invisibili e messe esorcistiche, il ritorno di Andrea Sempio sulla scena del crimine. Forse dal 2007 al 2017, fino al 2025. No, non è la trama di una serie Netflix su casi irrisolti, ma la cronologia delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, che più che una storia giudiziaria somiglia a un eterno déjà vu investigativo. Si riparte, guarda caso, proprio da dove si era già passati. Da Andrea Sempio, l'amico del cuore che in questa storia è come il prezzemolo. Non lo trovi tra gli ingredienti principali, ma poi salta fuori dappertutto. Le nuove indagini, infatti, decidono di riaprire un cassetto ben noto, quello delle telefonate fantasma. Sì, perché nella versione fornita da Sempio ai carabinieri nel lontano 2008, il nostro protagonista racconta, con sicurezza degna di un oracolo, di aver chiamato 2 amici nel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno del delitto. I prescelti sono Roberto Freddi e Mattia Capra. Tranquilli, loro non sono indagati, fanno solo da comparse in questo noir lombardo. Peccato che a distanza di quasi 20 anni i tabulati di quelle telefonate risultino latitanti. Nessuna traccia, svaporate. Forse usavano piccioni viaggiatori. A confermare la versione di Sempio, però, c'era anche il buon Mattia Capra che, sentito il 4 ottobre 2008, affermava «Sì, mi ha chiamato verso le 16:30-17». E se l'ha detto lui, sarà vero. O forse no, visto che i carabinieri del nucleo investigativo di Milano oggi
si grattano la testa davanti ai tabulati più silenziosi di una biblioteca di clausura. Ma andiamo avanti, perché le sviste telefoniche non sono finite. Già ai tempi delle prime indagini, qualche sopracciglio si era alzato su Sempio. Gli atti dell'inchiesta guidata dall'allora PM Rosa Muscio parlano chiaro. Il ragazzo, l'8 agosto 2007, aveva chiamato Casa Poggi. Fin qui tutto bene. Ma a sorpresa, lo aveva già fatto il giorno prima, il 7 agosto, alle 17:42 e 17:50. 2 chiamate ravvicinate come un pendolare alle porte della metro. E uno si chiede, perché? Forse Sempio aveva già intuito, con l'intuito di Sherlock Holmes in vacanza, che l'amico Marco era via con i genitori, eppure chiamava lo stesso. Magari solo per il piacere di parlare con Chiara? O forse c'era altro? Interrogativi che rimasero lì, appesi come salami in cantina, anche perché Sempio fu riconvocato, ma poi elegantemente depennato dalla lista dei sospettati. Fino al 2016, quando, colpo di scena, rieccolo. Tornato in auge come un revival degli anni 2000, Sempio finisce intercettato l'11 febbraio 2017. Ed è in quell'occasione che dà prova del suo sangue freddo, anzi gelido. C'è in ballo 30 anni di galera, osserva con la tranquillità di chi sta scegliendo un gelato. E ancora, del popolo bue non me ne frega più niente. Che classe, che aplomb. Altro che avvocato Agnelli. Ma il meglio arriva quando rassicura i presenti, e forse anche se stesso, che tanto direttamente il PM ha detto che è una cosa, ce l'ha già detto che è una mezza minchiata. Ah beh, se lo dice il PM, allora siamo tutti più sereni. Basta una mezza minchiata per archiviare tutto. E infatti la polizia giudiziaria conclude con un'eloquente completa assenza di elementi a supporto delle ipotesi accusatorie su Sempio. Tradotto, carta canta, ma in questo caso non canta nessuno. Solo silenzi e assenza di prove, come una partita a Cluedo finita in pareggio. Eppure, proprio da quel dossier archiviato nel dimenticatoio più profondo, riemerge nel 2025 un appunto del 2017 della Procura Generale di Milano. Anche qui, Sempio viene praticamente escluso dalla scena del crimine. Perché? Non riesce a condividere quelle caratteristiche di intimità e confidenza con la vittima che giustificano le particolari modalità di ingresso. Insomma, Chiara non gli avrebbe mai aperto, forse neanche la porta del balcone. Ma attenzione, il documento aggiunge che Alberto Stasi, il fidanzato condannato in via definitiva nel 2015, avrebbe condizionato gli interventi degli investigatori dell'epoca e dell'autorità giudiziaria anche nell'attualità. Un'ombra lunga, lunghissima, quasi quanto la scaletta dei servizi di chi l'ha visto. E infatti è proprio Federica Sciarelli, nella sua ultima puntata del programma cult di Rai 3, a svelare la chicca finale. Nell'ambito delle nuove indagini su Garlasco, i carabinieri di Milano avrebbero acquisito gli atti di un'altra inchiesta. No, non un cold case qualsiasi. Si tratta dell'affaire del santuario della Madonna della Bozzola. Già, perché a quanto pare Chiara potrebbe aver scoperto qualcosa che non doveva. Il suo omicidio, secondo l'avvocato di Sempio Massimo Lovati, non sarebbe frutto di gelosie, inimicizie o liti per un CD di Tiziano Ferro, ma di un sicario. Sì, un killer mandato per toglierla di mezzo perché aveva scoperto qualcosa di scomodo. Ma cosa? E soprattutto, davvero. Facciamo un passo indietro. Il processo sulla Bozzola si era chiuso nel 2014 con la condanna di 2 cittadini romeni per estorsione ai danni di Don Gregorio Vitali, rettore del santuario, noto per le messe di liberazione celebrate ogni mercoledì notte. Messe esorcistiche, ovviamente, perché un po' di tensione demoniaca non guasta mai in un thriller giudiziario. Don Gregorio fu vittima di un'estorsione bella tosta, 250.000 euro, minacciato da video e telefonate hot, girati presumibilmente all'ombra del santuario. I 2 estorsori, condannati ma irreperibili, fuggiti chissà dove, probabilmente insieme ai tabulati delle telefonate di Sempio. E da dove partì tutta l'inchiesta? Forse da una denuncia di Don Gregorio? Dai carabinieri locali? Dal sindaco con la fascia tricolore in fiamme? Ma no, tutto partì da un confidente dei carabinieri di Vigevano che si era imbucato in un'indagine per tutt'altro motivo e in perfetto stile spifferone disse «Ehi, ma sapete cosa succede alla Bozzola?» Così, per gradire. Nel 2014 un tale Don Cervio dichiarò addirittura di sapere di scandali sessuali al santuario dal 2006. Non denunciò niente, ma avvisò la curia.
e la curia, si sa, è efficiente come un modem 56K nel 2025. Morale, nessun accertamento. Don Cervio, per inciso, è morto nel 2016. Comodo, vero? E attenzione, perché il santuario diventa un punto focale solo per ipotesi investigative. Tra i coinvolti o attenzionati nell'attuale inchiesta, Sempio, Stasi e le onnipresenti gemelle K, cugine di Chiara, nessuno frequentava la Bozzola. A noi non risulta, ha detto Serafico, l'inviato di Chi l'ha visto, che probabilmente sperava in un colpo di scena alla Dan Brown. Invece solo silenzi e congetture. Eppure qualcosa torna a galla. Chiara aveva fatto una ricerca online sul santuario pochi giorni prima di morire e su una chiavetta USB aveva salvato articoli su religiosi pedofili nel mondo. Coincidenze? Misteri? Cabala? Forse sì, forse no. Una cosa è certa, Chiara Poggi merita verità. Non solo castelli di sabbia investigativi, né ombre tirate fuori dal cilindro quando non si sa più dove guardare. Perché 18 anni dopo il suo assassinio, la sensazione è che tutti stiano ancora cercando le chiavi di casa, mentre la porta è rimasta aperta fin dall'inizio. Ma è la domenica? Non lo so, che è un problema da te. Dico io che non cerco di non leggere giornali in TV perché... Cioè, ogni volta che ripeto è un dramma. Cioè, tu devi immaginare che scoperta io. Non so come. Cioè... Non lo so. Cioè, infatti, cioè, anche quelle cose lì non è che loro mi chiedono, però non è che io perché sono le cose da panico, cioè, capito? Cioè, non è come quando, che ne so, sono andato a prendere la pizza, ero tranquillo, me lo ricordo. Lì è stato tipo un attimo. Quindi... Ma non sai se c'è un appuntamento con il mattina? No. Cioè, ci siamo lasciati che ci saremmo degli visti, non so quando, non so che ora, quando voleva mi chiamava lì. Sì, E tu non sai che pomeriggio andavo da lei? diceva tua sorella, non mi sa. Io andavo da lei. Non tua sorella? No, Ah, lei fa una gamba. ah, ok. Io. Allora sì, ti devi chiamare una volta e gli hai detto che comunque il ragazzo è andato bene. Ah, ok, no, io ti confondo con tua sorella perché siete lì. Cioè, non mi ricordo. Secondo me il martello perché ero Io l'ho lasciata da sola e l'ho scoperta io, immagino te. Vuoi fare la fine di Mara? Colpiva e spingeva reiteratamente, stringendola al collo, dopo che la stessa aveva chiesto di essere adeguatamente retribuita per il lavoro svolto presso il locale, minacciandola con la frase «Vuoi fare la fine di Mara?» E mi dice, io sto qua fino a quando mi dai i soldi, non gridare, non mi fare... L'unica parola che ti ho detto, te la ripeto, non mi fare incazzare. Boh, punto. E lei mi risponde, se no cosa fai? Mi fa fare la fine Mara? Allora lì mi sono incazzato veramente, ho preso la sua borsa e l'ho sbattuta fuori. Non ho mai fatto nel male a nessuno, soprattutto a una donna. A un uomo probabilmente se sono arrabbiato magari ti spacco anche la gamba, non c'è problema. Però a una donna non l'ho mai toccata, mai. Anche perché, ti spiego perché. Perché secondo me devi essere cosciente, che le donne a volte non lo sono, se un uomo dà uno schiaffo a una donna, la donna gira 3 giorni. Costringeva la donna, che svolgeva attività lavorativa come cameriera presso il locale Don Ciccio, sito in Chiomonte e da lui gestito, a subire atti sessuali, consistenti in reiterati palpeggiamenti nelle parti intime, accompagnati da apprezzamenti e inviti a seguirlo nella sua stanza. Mai. È interessante quella cosa. Io non vedo l'ora di fare questo processo qua. Con le donne Luca è molto cattivo, aggressivo, rude, le tratta come una pezza. Con i maschi cambia atteggiamento, fa il forte con i deboli. Milione Vincenzo mi ha incontrato per strada a Bussoleno, insultandomi, dicendomi falsa di merda dal finestrino della macchina e sputando a terra. Se devo sputare ti sputo in faccia, 1. Se io la mia intenzione è di sputarti, che io odio lo sputo, se ti devo sputare veramente ti sputo in faccia, 1. Non c'ho bisogno di sputare per terra, io forse non mi conoscete ancora, io sono diretto. Se ti devo dire una cosa te la dico, se devo fare una cosa te la faccio. Non c'ho bisogno di tergiversare. Ok. 1, 2. La bugia si sembra le gambe corte. Io a Bussoleno non posso andare. Non che non ci posso andare, ci posso passare, ma quando vado a fare la spesa. Sono spaventata,
Sono spaventata, questo qui mi ha visto, mi ha sputato fuori dal finestrino, sono spaventata. Come mai Mara non ha chiamato il fratello alle 3 di notte visto che aveva le chiavi di casa? Capito? Come mai non ha chiamato il suo ex marito visto che si trovava in difficoltà alle 3 di notte? Come si fa a tornare a piedi da Chiomonte a Susa senza marciapiede alle 3 di notte con tutti i pericoli che ci sono, lupi, cinghiali, ma stiamo scherzando? Quindi secondo me, anche per gli inquirenti stessi, Mara ha chiamato l'assassino, Mara ha chiamato qualcuno. Mara ha chiamato qualcuno che magari non gli ha detto di no, invece poi è venuta. Poi magari lascia il telefono a casa, perché i telefoni si lasciano a casa e chiunque sa che il telefono è intercettabile, e il telefono è un carabiniere in tasca, quindi il telefono registra tutto, i movimenti, le celle, tutta questa roba qua. Infatti Mara è stata trovata per quel motivo lì. Quando Liliana muore, Sebastiano sembra insistere per seppellire con lei una coperta ben precisa. Lui è seduto lì, io sono seduto qui, lì c'è una sedia con della roba lavata, prende sta coperta e me la lancia. Mi arriva sta coperta, quella marrone bruttissima, era una coperta che a me ricordava, perché ho vissuto 8 anni in campo profughi, ci davano le coperte da militare. E quella di Sebastiano ci mancava solo il timbro della Croce Rossa, perché era uguale. Gli ho detto: ma cosa mi dai? Questa coperta così brutta e pesante, pesa più la coperta che Liliana. E infatti la coperta sta nella bara ragomitolata vicino alla testa di Liliana. E l'ha consegnata all'agenzia, e l'agenzia ovviamente, ma non l'ha coperta Liliana, perché Liliana stava dentro il sacco bianco della sala mortuaria. Quando c'è stata la riesumazione, l'avvocato Cozza mi manda le foto e mi dice: ma Silvia, ma che razza di bara avete scelto? E io sono rimasta di stucco, perché poi vedendo le foto che è la bara da cremazione, io ho detto: ma guarda che nessuno in agenzia ci ha detto, almeno in quel momento, che bisognava che ci fosse la cassa di zinco. Noi non abbiamo scelto quella bara perché è grezza, noi abbiamo scelto una bara chiara, lucida. Niente cremazione e il corpo deve rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sembra che la Liliana era andata dentro un loculo comune, in un campo comune, di sepoltura comune, che non è previsto nella norma di legge la cassa zincata, cioè a Trieste le casse zincate vanno in determinati loculi e determinati luoghi. Dobbiamo chiederci da dove arrivano tutti questi soldi, perché Liliana dà 1.600 euro a dicembre a Sergio, che al momento si pensava fosse la 13ª, poi abbiamo visto dai tabulati della banca che non è così. A dicembre sempre Sebastiano mi dice che, e non solo a me, perché erano presenti sia mia figlia che mio genero, quindi non può dire che me lo invento, e mi dice che ha dato 27.000 euro al figlio per il ristorante e ha aggiunto: se sapevo che andava fallito non gli davo niente. Adesso 20.000 sono in casa, io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma in questa occasione, in questa situazione bisogna fare i conti in tasca, perché poi ha trovato 2.400 euro, poi il mazzetto che voleva portare alla laurea da tenere, insomma lui, anche il GIP ha chiesto di sapere da dove provengono. Allora, secondo me, una mia opinione, magari non è giusta, c'è qualcosa che Liliana sapeva e non poteva uscire da quella casa, perché lui avrebbe avuto paura che lei un giorno o l'altro raccontasse qualche cosa, e in più non aveva più la copertura di Liliana. Secondo me Liliana lo copriva, perché se torniamo di nuovo a fare i conti della serva, con 1.800 euro che aveva Liliana e 560 lui, sono 2.300 circa, no? Sì. Però se togli 700 d'affitto di casa, sì, 150 del magazzino, le bollette ogni 2 mesi, la benzina, l'assicurazione, metti le ruote dell'auto e tutte queste gitte non bastano, anche se lui a mia figlia ha detto che le gite fuori porta le pagava lui con la sua pensione. E allora io gli ho detto: senti, dimmi come fai, che faccio anch'io. Non è ancora venuto fuori perché lui ha sempre detto che dal martedì al giovedì poteva fare quello che voleva. Lui non gli fregava niente se si chiamava Claudio, Antonio, come vuoi dire. Sì.
L'importante era che lei il weekend stesse con lui per andare in giro per le saune e tutto il resto. Poi anche il fatto che quando sono andati in Romania a portare l'auto dell'amico, quando è tornato lei mi ha detto che era spaventatissima. Liliana mi ha detto che aveva paura, che non è stato un bel viaggio. E c'era sempre lui di mezzo. Lei aveva il fiato sul collo di Sebastiano. Se noi eravamo lì dentro e lui parlava magari con mio marito, io uscivo magari per andare di là da mia nipote, da mia figlia, lui ci veniva dietro. Non è che se ne stava lì seduto con mio marito e basta, perché lui doveva capire e sentire cosa parlava. Questa copia forense verrà fatta perché ad oggi ci sono delle tecnologie più innovative, quindi c'è la possibilità di poter fare delle copie forensi più avanzate che potrebbero portare a un recupero maggiore di dati cancellati, tra cui per esempio si potranno rilevare gli eventuali passi, si parla molto dei passi fatti da Liliana o comunque da chi aveva con sé il cellulare in quel giorno, si potrà vedere se c'è un recupero maggiore di questi tipi di informazioni. Abbiamo avuto già tanti altri casi di cronaca in cui si è visto che i passi hanno determinato magari delle persone che stavano mentendo in un certo momento, oppure possono servire per confutare o meno una tesi. Potrebbero quindi venire fuori delle nuove ricerche, sia facendo capire magari che lei lo cercasse magari da più tempo. Noi abbiamo trovato le cose proprio degli ultimi giorni e magari lei lo stava cercando già da dei mesi, magari si era confidato con qualcuno su quello che stava vivendo nella sua realtà. Se si dovesse ancora parlare di suicidio, perché questo non lo sappiamo alla luce anche dei nuovi riscontri che abbiamo visto proprio in questi giorni, anche sapere cosa lei cercasse all'interno del web potrebbe far capire quello che era il suo stato d'animo e se davvero aveva intenzione di fare qualcosa, oppure se qualcuno gli ha fatto del male. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.